ci cerco del bicchiere e l'abetone, con un'inconsueta compagnia, per confrontare la nostra tradizione con il folklore della Romania. A questo scambio d'arti e di cultura un'amicizia nascerà sicura tra voi che siete giunti da lontano e l'accogliente pubblico toscano. Grazie Ugo. Riprendiamo il nostro programma con un canto. Il tempo, la vita qui nella nostra montagna era piuttosto duro, ma